Buonasera, bentrovati per questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Drammatico incendio in una casa di riposo a Caltagirone, nel Catanese. Muore una paziente di 68 anni. Pare che il rogo sia divampato proprio a partire dalla sua stanza. La procura ha aperto un'inchiesta, indagano i carabinieri. Porticello, arrivano i primi risultati delle indagini sull'incidente che ha provocato la morte del subolandese di 39 anni deceduto durante le operazioni di recupero del Bayesian. Si fa plausibile l'ipotesi di un'esplosione subacquea, recupero del veliero sospeso. Nassi in arrivo al civico di Palermo dopo i casi di malasanità denunciati da un medico in TV. La questione arriva sul tavolo del ministro della Salute. Caronia ha raccontato di cartelle cliniche alterate, liste d'attesa bypassati, fino a denunciare la morte di una paziente a causa di un intervento che secondo il medico non si sarebbe dovuto eseguire affatto. Le prime denunce 2 anni fa, ha raccontato ai nostri microfoni il deputato regionale Lavardera. Catania, usura al femminile con tassi fino al 300%, 3 donne nel mirino della Guardia di Finanza, adescavano persone in difficoltà economiche a Picanello e al villaggio Sant'Agata. Nel Palermitano ancora 15 anni terribili, in 2 accusati di furti, rapine e di aver ferito un uomo punito perché in possesso di pochi spiccioli. Devastazione in alta quota, tagliate decine di alberi nel cuore del parco dell'Etna in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici. Riapre la Scala dei Turchi nell'Agrigentino, questa volta per evitare scempi, ingressi contingentati e biglietto a pagamento. Calcio 0-0 tra Messina e Foggia nell'andata del play-out al Francoscoglio. Per salvarsi il Messina, sabato prossimo alla Zaccheria, dovrà solo vincere. Bentrovati. In apertura un drammatico incendio in una casa di riposo, morta una paziente di 68 anni ospitata nella struttura per anziani e pazienti psichiatrici. Il rogo potrebbe essere divampato proprio dalla sua stanza. La procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta. Vediamo. Una donna di 68 anni è morta per le gravissime ustioni riportate in un incendio divampato in una casa di riposo per anziani e per pazienti psichiatrici di Caltagirone. Sembra che il rogo sia stato innescato accidentalmente alla stessa donna, paziente psichiatrica e fumatrice originaria di Augusta. L'amministrazione comunale ha predisposto un piano di evacuazione della struttura che ospita 17 anziani. Abbiamo attivato un piano di evacuazione di 17 pazienti, alcuni dei quali anziani e altri malati psichiatrici, che stiamo ricollocando in altre strutture convenzionate con il Comune di Caltagirone per garantire la dovuta assistenza, in attesa che la magistratura faccia il suo corso e faccia le dovute verifiche sull'immobile oggetto della tragedia che ha portato alla morte di questa paziente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La procura di Caltagirone ha aperto un'inchiesta disponendo il sequestro dei locali interessati dall'incendio e l'autopsia sul cadavere della vittima e ha delegato le indagini agli agenti del locale commissariato di pubblica sicurezza. È stato trovato senza vita Antonino Arculeo, il 72enne scomparso da Partinico nel Palermitano domenica scorsa. Il cadavere dell'uomo era nelle vicinanze delle acque termali tra Castellammare del Golfo e Calatafimi. Sul caso indaga la polizia. Il corpo presenta delle ferite che potrebbero essere anche compatibili con un incidente che potrebbe aver avuto con l'auto. Il sub morto durante le operazioni di recupero del Bayesian al largo di Porticello a Palermo potrebbe essere stata un'esplosione subacquea durante l'uso della fiamma ossidrica ad uccidere il 39enne olandese, ipotesi che emergono dalle prime indagini, ma sarà l'autopsia a dare maggiori certezze. Orazio Longo. Un'esplosione determinata dalla formazione di bolle di idrogeno e dall'azione della fiamma ossidrica. Potrebbe essere questa la causa della morte del sub olandese di 39 anni, deceduto a 50 metri di profondità sotto il livello del mare, mentre era impegnato nelle operazioni di recupero del Bayesian. Secondo fonti investigative, l'incidente si sarebbe potuto verificare mentre la vittima e un collega stavano cercando di tagliare con un cannello il boma del veliero. La deflagrazione avrebbe provocato il distacco di un pezzo di metallo che avrebbe colpito il sub. Ipotesi questa sulla quale potrà
lavorare la procura di Termini Imerese, che ha disposto l'autopsia sul corpo dell'olandese. Intanto si sono fermate le operazioni di recupero del veliero. Il Bayesian per ora rimane in fondo al mare al largo di Porticello. Gli inquirenti hanno disposto il sequestro dell'area dove è avvenuto il decesso del sub, che stava lavorando appunto per riportare a galla lo yacht del magnate inglese Mike Lynch, affondato nell'agosto dell'anno scorso. Nel naufragio morirono, oltre al tycoon, anche altre 6 persone, tra cui la figlia giovanissima. Come una sorta di maledizione, a distanza di 9 mesi si allunga la conta delle vittime, portando a 8 i morti totali. Lo specialista olandese era sceso per effettuare il taglio del boma per poter procedere con la rimozione dell'albero da 75 metri. Non essendo riuscito con le chiavi inglesi, sarebbe tornato giù con una sorta di fiamma ossidrica, ma una volta tagliata la trave orizzontale sarebbe schizzata via e un pezzo di metallo potrebbe averlo colpito. Questa pausa nelle operazioni di recupero consentirà di completare le indagini e ci aiuterà a elaborare il lutto e a riorganizzarci, fa sapere la TMC Marine, società per cui lavorava il 39enne sommozzatore olandese. Come può essere morto un subesperto come l'olandese di 39 anni, drammaticamente scomparso ieri a 49 metri di profondità? Un ingegnere navale ci spiega in cosa consiste il taglio del boma, l'attività su cui si stava concentrando il subacqueo al momento della sciagura. Vediamo. Il boma è una parte integrante dell'attrezzatura velica. Praticamente è la trave orizzontale che è incernierata all'albero, che sostiene e tiene tesa la randa, cioè la vela principale della barca. Date le dimensioni della barca e soprattutto le dimensioni dell'albero, presumibilmente la barca è coricata sul fondo del mare, nell'ipotesi appunto che sia un fondo piatto, e il boma dovrebbe in condizioni normali essere posizionato verso il basso, sempre rimanendo incernierato all'albero. Per poter staccare l'albero e staccare il boma bisogna intervenire, tagliare dei cavi tessili, dei cavi metallici. Saranno i carabinieri del NAS ad indagare sulle presunte irregolarità del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo, denunciate da un medico. Il Ministero ha dato la delega all'Arma dei Carabinieri, mentre lunedì arrivano gli ispettori della Regione Manlio-Viola. Saranno i carabinieri del nucleo sanità, ovvero il NAS, a indagare sui presunti casi di malasanità e sulla gestione irregolare del reparto di chirurgia toracica dell'ospedale civico di Palermo, denunciata pubblicamente da uno dei medici che vi lavora all'interno. Il Ministero della Salute, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ANSA, ha delegato proprio il NAS a occuparsi del caso. La vicenda prende le mosse dalle denunce di presunta irregolarità nel reparto pubblicamente rese al dottor Francesco Paolo Caronia, che ha raccontato di interventi non necessari, cartelle cliniche alterate, liste d'attesa bypassate e tanto altro, fino ad arrivare a denunciare la morte di una paziente a causa di un intervento che secondo il medico non si sarebbe dovuto eseguire affatto. Gli investigatori sentiranno nei prossimi giorni il deputato regionale Ismaele Lavardera, che ha raccolto la prima testimonianza del medico, ancora in forma anonima, e alcune registrazioni fatte dallo stesso medico. In seguito il dottor Caronia ha deciso di metterci la faccia, portando la vicenda all'attenzione dei media nazionali. Dopo questo ulteriore passaggio è stato ricevuto dall'assessore regionale alla sanità Daniela Faraoni e giovedì sera il governatore Renato Schifani ha annunciato l'istituzione di una commissione regionale d'inchiesta sulla vicenda. Il medico sarà ascoltato anche dal suo ordine professionale, mentre fino ad oggi non c'è traccia di inchiesta giudiziaria, anche se le voci di corridoio parlano di un fascicolo conoscitivo aperto in procura, che adesso potrà arricchirsi anche delle verifiche dei carabinieri, obbligati per legge a riferire non solo al ministro, ma anche alla procura nel caso vengano rilevati reati di natura penale. Le prime denunce alla procura sui casi di malasanità del suo reparto al civico di Palermo il dottor Caronia le ha fatte oltre 2 anni fa. A rivelarlo al nostro TG il deputato Lavardera, che ha sollevato mediaticamente il caso e interessato anche il Ministero della Salute. Adelaide Barbagallo. Ho ritenuto opportuno avvisare il Ministro della Salute, il Presidente della Regione, l'assessore Volo prima di andare in televisione a raccontare. Io ci tengo a questo passaggio, ma davanti il silenzio assoluto e assordante di queste istituzioni abbiamo preferito non solo raccontare con delle interrogazioni, ma anche coinvolgere i media nazionali. E guarda caso, dopo il coinvolgimento dei media nazionali, il Ministro ha battuto un colpo e la prossima settimana mi ha fatto convocare dai NAS di Palermo per cercare di fare chiarezza all'interno di un reparto che sta ovviamente suscitando diversi clamori, perché non denuncia all'uscetta
parziale del reparto, ma un dirigente medico che in maniera precisa, oculata, il dottore Caronia, racconta di fatti di presunta malasanità che, se confermati dalle autorità giudiziarie, sono scandalose. Denunce che il dottore Caronia non ha fatto alle Iene o a Giletti, li ha fatti 2 anni e mezzo fa regolarmente alla Procura della Repubblica. Come si spiega che non era successo nulla sino a questo momento? Guardi, è una domanda a cui anch'io cerco di darmi una risposta, ma che onestamente non riesco a darmela, nel senso che c'erano già state delle archiviazioni parziali su questa vicenda, ma sulla vicenda della mala sanità, da quello che ho compreso, ci sono delle indagini in corso. Io ho fiducia, ripeto, nella magistratura, sperando che questa storia possa andare in qualche modo a dare verità e giustizia a tante persone che da questa vicenda, secondo il racconto del dottore Caronia, addirittura hanno perso la vita. Catania, usura al femminile con tassi fino al 300%. 3 donne nel mirino della Guardia di Finanza reclutavano persone in difficoltà economica a Picanello e al villaggio Sant'Agata. Tonino De Mana. Imprese medie e piccole che chiudono battenti, ma anche famiglie indebitate e costrette a rivolgersi agli usurai per piccole somme di denaro, magari per fare la spesa o per pagare bollette. Debiti su debiti, disperazione che porta a strade che poi finiscono in un vicolo cieco. Ed è qui che subentra il business dell'usura. A Catania 3 donne, questa la particolarità, sono finite nel mirino della Guardia di Finanza. Le vittime hanno permesso di ricostruire il modus operandi dell'organizzazione che agiva a Picanello e al villaggio Sant'Agata, dove reclutavano persone in difficoltà economiche e quindi bisognose di denaro, incuranti che tali richieste li avrebbero definitivamente mandate sul lastrico. Le somme concesse in prestito, oscillanti tra 500 e 3.000 euro, sarebbero state elargite in contanti con una decurtazione già alla consegna di una rata a titolo di interesse con tasso mensile variabile dal 60 fino al 300% del capitale finanziato. L'entità dei prestiti e la durata sarebbe stata calibrata sul profilo del richiedente in base al grado di solvibilità. Per i 4 indagati, 3 donne ed un uomo, il Tribunale di Catania ha disposto l'obbligo di dimora. 2 quindicenni palermitani rischiano il processo per una serie di furti e rapine tra Menfi e il capoluogo. Tra le accuse anche l'aggressione a un passante ferito per punizione perché aveva con sé solo pochi spiccioli. Davide Sardo. 2 ragazzini di appena 15 anni, ma con un curriculum criminale da incubo. Sono accusati di aver seminato il panico tra Menfi, in provincia di Agrigento, e Palermo, in meno di un mese, con una lunga scia di furti, rapine e violenze. I 2 palermitani avrebbero compiuto 5 tentati furti su auto, un colpo ad un'attività commerciale e persino una tentata rapina ad un passante a Menfi il 29 dicembre. Quest'ultimo fu aggredito brutalmente e finì col naso fratturato. Aveva addosso solo pochi spiccioli. Tutto documentato dalle telecamere di videosorveglianza. Uno dei 2 è accusato anche di 3 rapine tra Palermo e Menfi tra il 5 dicembre e il 4 gennaio, armato di bastoni in una farmacia, bottino 350 euro, e in un altro caso, con una pistola semiautomatica, avrebbe portato via 2.100 euro da un negozio. Lo stesso giorno tentò un altro colpo, fallito grazie alla reazione del titolare. L'amico risulta indagato per una rapina ad un fattorino Glovo avvenuta a giugno a Mondello. Anche lì violenza per soli 90 euro. I 2 minori sono ritenuti responsabili di reati sempre più gravi e con una crescente pericolosità sociale. La procura per i minorenni ha chiesto per entrambi il rinvio a giudizio, rischiano di finire a processo. Ancora a Catania, scarafaggi tra gli scaffali e nei contenitori della farina, sporcizia ovunque, alimenti non tracciati e gravi criticità di sicurezza. È lo sconsolante risultato di un controllo della polizia in un panificio di via Umberto in pieno centro storico che è stato chiuso. Gli accertamenti sono nati dalle segnalazioni di diversi cittadini. Al titolare del panificio sono state contestate sanzioni per oltre 20.000 euro per la mancanza di igiene, la presenza di un'impiegata in nero e il cattivo stato di manutenzione delle attrezzature e dell'impianto elettrico. Devastazione in alta quota, tagliati decine di alberi nel cuore del Parco dell'Etna, in una zona sottoposta a vincoli paesaggistici. La denuncia di un imprenditore non credo ai miei occhi. Tonino De Mana. Il problema è che qui non ci hanno neanche avvertiti, sono entrati in una proprietà privata dove ci sono dei vincoli e hanno combinato il disastro. Dall'alto e dal basso,
Immagini ed inquadrature diverse per un unico scempio, avvenuto nel cuore del Parco dell'Etna, patrimonio dell'umanità, dove la natura andrebbe tutelata e non maltrattata. È qui che decine di alberi, querce, lecci e castagni sono stati inesorabilmente tagliati, mozzati al posto di essere potati in seguito a lavori di manutenzione alla rete elettrica. Siamo in territorio di Biancavilla, zona fiduciosa incontrata a Santa Chiara, ed intorno a quota 1000 sono visibili segni della devastazione che cammina lungo il percorso dei cavi elettrici. Non crede ai suoi occhi Enzo Signorelli, imprenditore, che minaccia denunce ed azioni legali. Le querce non si riprenderanno purtroppo, e quindi alcune hanno 50 e forse anche 60 anni di vita. Eppure siamo nel cuore del Parco dell'Etna, quindi qualcuno dovrebbe anche vigilare. Speriamo tanto che le autorità addette alla vigilanza, che hanno compiti di vigilanza, si muovono con noi, magari anche costituendosi parte civile. Un pool di 4 avvocati sta lavorando per risalire ai responsabili dello scempio. Nel frattempo incombe il rischio incendi, visto che i rami secchi abbandonati sul terreno facilitano gli inneschi. È ben più che un rischio, perché in realtà già l'anno scorso c'è stato un incendio e è andato a fuoco una porzione di bosco importante in una proprietà vicina. E per fortuna l'intervento delle squadre antincendio della forestale hanno rotto il nostro cancello, sono entrati e hanno salvato una parte di bosco, altrimenti non so dove poteva arrivare. Il dramma di Signorelli riguarda numerosi privati. Per questo motivo presto potrebbe partire una class action. Una nuova svolta per la Scala dei Turchi. Dopo la chiusura disposta lo scorso aprile per ragioni di sicurezza pubblica, firmato un'ordinanza che riapre l'accesso ma con precise condizioni: ingressi contingentati, biglietto a pagamento e una gestione affidata tramite convenzione al libero consorzio comunale di Agrigento. Tutto per coniugare il turismo e la salvaguardia ambientale. A Marsala le manifestazioni del 72esimo raduno nazionale dei bersaglieri, che si concluderanno domani con la parata e il ricordo dello storico sbarco dei 1000. Laura Sparò. Sono entrate nel vivo a Marsala le manifestazioni del 72esimo raduno nazionale dei bersaglieri, che si concluderanno domani 11 maggio con la parata e il ricordo dello storico sbarco dei 1000. Stamane la città si è svegliata sulle note della fanfara a Palermo Colonnello Giacomo Alfano in Piazza della Repubblica. Ieri sera emozione pura al Teatro Impero per la festa dell'Europa. Sul palco a esibirsi diverse fanfare provenienti da tutta Italia e il coro di Mineo. Teatro al completo, mentre 1200 spettatori hanno assistito allo spettacolo attraverso un maxi schermo in Piazza della Repubblica. Nel finale del concerto 104 musicisti hanno eseguito insieme brani storici del repertorio del Corpo dei Bersaglieri e l'inno di Mameli. Ma ieri è stata anche una giornata ricca di eventi, convegni, con un appuntamento che ha riunito esperti e appassionati per ripercorrere le vicende storiche e i valori comuni tra due delle più iconiche realtà militari italiane, quelle dei bersaglieri e i garibaldini, tanto sport, le esibizioni di alcune fanfare in varie contrade di Marsala, concerti in piazza e sfilate. Domani poi, nel 165esimo anniversario dello sbarco di Garibaldi e dei 1000 in camicia rossa, la giornata conclusiva del raduno con altre sfilate e concerti, e nel pomeriggio a Villa del Rosario la commemorazione delle vittime civili, circa 1 migliaio, del bombardamento anglo-americano dell'11 maggio del 1943. Ci fermiamo per una pausa, tra poco una ricca pagina di sport con il pari del Messina nell'andata dei play-out e poi la Serie B e la Serie C. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio nella gara d'andata del play-out, pareggio senza reti del Messina contro il Foggia. Sabato prossimo il ritorno in Puglia. Sergio Colosi. 0-0 tra Messina e Foggia nell'andata del play-out a Francoscoglio. Sabato prossimo il ritorno allo Zaccheria. Per salvarsi il Messina dovrà solo vincere. Partita contratta, equilibrata e con poche emozioni, concentrate nella ripresa. Ai giallorossi serve un successo, ma gli ospiti partono meglio. Di occasioni comunque neppure a parlarne, con le difese attente. Le due squadre ci provano dalla distanza. Nello spazio di 2 minuti il sinistro di Tascone e il destro di Crimi si distinguono per
per imprecisione. Per vedere una parata bisogna attendere il minuto 23, con Perina che respinge un piazzato di Tordini. Logica conseguenza lo 0-0 con cui si va a riposo. Ritmi più accelerati nella ripresa. Al 10° Tordini di sinistro non trova la porta. La prima grande occasione del Foggia al 20° e Mausso appena entrato in campo serve Gala che smarca Sarr, la cui deviazione sotto porta è salvata da Krapicas. Il Messina risponde con Dell'Aquila, colpo di testa fuori misura, e soprattutto con Luciani che calcia male sull'assist dello stesso Dell'Aquila e rinvia ogni discorso alla gara di ritorno, con il Foggia sempre più favorito. In Serie B il Palermo vince e conquista aritmeticamente i play-off rosanero che battono 2-0 il Frosinone grazie alla doppietta di Brunori. Marco Gulla. Il Palermo batte il Frosinone 2-0 grazie alla doppietta di Brunori, torna alla vittoria e conquista matematicamente l'accesso ai playoff. Al Barbera, nonostante la contestazione dei tifosi rosanero, il Palermo sfodera una prestazione pratica e intelligente, annichilisce il Frosinone e grazie a questi 3 punti avrà la certezza di giocare i playoff. Siciliani settimi ma ancora speranzosi di poter agganciare il 6° posto che in questo momento è occupato dal Catanzaro, ieri vittorioso fuori casa contro il Sassuolo. Tutto è possibile a 90 minuti dalla fine. Il Palermo martedì contro la Carrarese al Barbera dovrà quindi vincere e sperare di avere buone notizie da Mantova, dove il Catanzaro sarà impegnato. Tornando al match di ieri, il Palermo ha fatto il suo nonostante fischi e malumori dei tifosi. La gara, dopo alcuni minuti di equilibrio, si sblocca al 30°. Brunori a giro e palla in rete è 1-0. Ripresa, il Palermo parte sgommando e sigla la rete del 2-0 di Francesco per Gomez, assist per Brunori che non sbaglia, raddoppia la formazione di Dionisi. Clima surreale al Barbera nonostante il doppio vantaggio dei rosanero. Ciociari che hanno al 67° la grande occasione per riaprirla, ma Audero è bravo su Pecorino e salva lo score. Frosinone poi in rete ma il VAR interviene e annulla la rete della speranza per i laziali. I ritmi scendono, il Frosinone fa il possibile per rientrare in gara ma il Palermo riesce a gestire il doppio vantaggio e a portare a casa 3 punti importanti. In questo momento ai playoff il Palermo giocherebbe a Catanzaro e per passare il turno avrebbe un solo risultato da conseguire su 3, ovvero la vittoria. Ma ci sono ancora 90 minuti per ribaltare tutto e sperare nel 6° posto che garantirebbe di giocare in casa. Il Catania attende il Pescara domani al Massimino. Toscano vuole lo stesso atteggiamento visto col Potenza. Vogliamo andare fino in fondo, dice Marco Carli. Catania-Pescara, al di là dell'importanza della sfida primo turno della fase nazionale dei playoff e della storicità di un match che vale un'altra categoria. È comunque una tappa del cammino, quello che il Catania ha saputo riprendere grazie a Dini e proseguire con ulteriore convinzione grazie a Inglese e Dalmonte, premiata ditta che a Potenza non sarà certo ricordata al meglio, visto che ha deciso con gol e assist l'ultima di stagione regolare e la partita dei playoff. Una partita in cui si è visto un altro passo che può servire nel cammino, un Catania capace di comandare il match. Abbiamo un obiettivo di arrivare fino in fondo, li devi incontrare tutti se vuoi arrivare fino in fondo. Quindi oggi può essere anche un vantaggio perché sei in crescendo, perché poi chi entra prima c'è il carico le ammonizioni, le diffide, gli infortuni. È meglio adesso, sappiamo che è un avversario di qualità. Intanto, come era risaputo, divieto di vendita ai tifosi residenti in Abruzzo, lo stesso avverrà al ritorno per i supporter etnei che vivono in Sicilia. Tornando al campo, il tecnico rosazzurro per la sfida con Baldini sa di poter contare su una squadra che ha dato garanzie, anche chi è partito dalla panchina. L'unica cosa che cambia è che rispetto a una partita secca di 90 minuti diventa una partita secca di 180, dove l'intervallo non è di 15 minuti ma è di 3 giorni, ma deve iniziare a spingere già dal primo minuto della prima partita. Catania-Pescara sarà seguita come sempre da Telecolor, collegamenti dal Massimino, commenti da studio durante il match e a fine gara le interviste in anteprima. Ci fermiamo ancora per una pausa, torniamo tra poco. Bene, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, il TG finisce qui, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata, arrivederci.